Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, prossimi al via i partecipanti alla prima corsa di questa 31esima giornata del 2025. Sono 5 cavalli di 3 anni a reclamare per 10.000 euro al via, in salchi ci sono i gentleman, proprietari dei cavalli partecipanti. All'1 Gambler Trio, Andrea Orlandi, 2 Jackie RL Pier Giovanni Michelotto, 3 Giava dei Greppi Nicola Del Rosso, 4 Grimr di Meletro Matteo Zaccherini, 5 Glock Point Carlo Ballotta. Autostart ha raccolto concorrenti sulla curva di sinistra con cautela Glock Point che si ritrae in maniera abbastanza netta dal 5. Sbaglia Gambler Trio, sbaglia Giava dei Greppi, partiti con la velocità da parte di Grimr di Meletro che va a condurre nei confronti di Jackie RL, terza posizione per numero 1 Point. Gambler Trio squalificato. Finisce a tabellone Gambler Trio mentre si è rimessa in coda Giava dei Greppi. Primi 200 metri del battistrada comodissimi, mentre sbaglia Jackie RL che era in seconda posizione. E così il leader passa in 16,6 i primi 200 metri di corsa. In seconda posizione rimane Glock Point ad ampissimo intervallo. 400 metri in 32,6 con il leader che scandisce i parziali a piacimento. Gli altri praticamente sono lontanissimi. Glock Point l'unico che non ha sbagliato in seconda posizione, poi in terza Giava dei Greppi, 600 metri in 49,3. Passaggio davanti alle tribune con Grimr di Meletro sempre saldo leader, Glock Point in seconda posizione, in terza Giava dei Greppi, 800 metri iniziali passati in 1,5 sul piede dell'1,21,2 e nonostante ciò il leader ha 30 metri su tutti gli altri. Sulla curva di destra si continua con Grimr di Meletro in chiaro vantaggio, poi Glock Point secondo avanti a Giava dei Greppi, quindi Jackie RL chilometro in 1,21,4, Grimr di Meletro sempre nettamente avanti agli altri, Glock Point secondo, Giava dei Greppi terza, retta di line 15,8, 1,37,2 i 1.200 di gara, con il leader che continua a saldo sulla curva di sinistra. Giava dei Greppi prova a spostare su Glock Point quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo. Grimr di Meletro in netta evidenza, Giava dei Greppi sposta su Glock Point per venire a far l'arrivo. Grimr di Meletro nel finale finisce la sua fatica nettamente vincitore, al secondo posto finisce Giava dei Greppi avanti a Glock Point. 38 da arrivare, 1,23 il ragguaglio cronometrico. La vittoria di Grimr di Meletro, Matteo Zaccherini per il training di Afrim Schmidra, i colori della Limitless, facile assunto del figlio di Ringo Starr Treb, che con ragguaglio cronometrico dozzinale vince come vuole, praticamente l'unico cavallo in pista, gli altri hanno o sbagliato o sono rimasti indietro. Successo facile per Grimr di Meletro, Matteo Zaccherini.